Buonasera a tutti, bentornati alle nostre conferenze degli Amici del Romanico. Oggi abbiamo il piacere di avere una conoscenza molto familiare in un'altra veste. L'architetto Maura Falchi, che tutti conoscete, che è la vicepresidente della nostra associazione, oggi invece è in qualità di relatore. Tutti sapete che è architetto, si occupa di tante cose che adesso non sto a spiegare, ma vi voglio sottolineare che ha anche una notevole sensibilità per tutto quello che è il rapporto del monumento col territorio, e penso alla recente vicenda che interessa proprio la città di Oristano, ma penso anche al Museo Giudicale, penso a tante altre realtà molto complesse e su cui appunto non possiamo diciamo, soffermarci questa sera. Continuiamo la nostra rassegna sugli uomini del Romanico, gli uomini del Medioevo sardo che esaminiamo, come sapete, da un punto di vista delle loro azioni pubbliche, delle loro attività pubbliche, ma anche cercando di capire un po' qual era la personalità di queste figure e l'importanza che hanno avuto proprio nella vita del Medioevo sotto diversi aspetti. Quindi oggi parleremo di una figura altrettanto nota, soprattutto qui a Oristano, Mariano II, e il rinnovamento urbanistico. Quindi l'architetto Falchi ci presenterà questo personaggio importante, conosciuto dalla storia, ma soprattutto per quello che è il suo apporto con l'urbanistica, con la vita proprio della città di Oristano. Grazie Rossana. Io vorrei parlare seduta, scusa, però gestisco meglio il PC in questo modo, quindi cambio anche microfono. Anch'io, sì, sapevo che era Mariano, ma poi interrogata un po' più in maniera approfondita rimango un po' così perplessa. Mariano, quindi il babbo di Eleonora, il nonno di Eleonora, Mariano II, Mariano IV. Nella torre c'era un cartello fino a poco tempo fa, Torre di Mariano, che tutti la conosciamo così, o come Torre di San Cristoforo, Torre di Portaponti. Naturalmente il monumento più importante di Oristano, quindi c'è familiare questo nome, però se dovessimo inserirlo in un contesto storico e capire, o perlomeno per me era così, nonostante appunto io poi provengo anche da una famiglia, mio padre era molto appassionato di storia, quindi c'erano i libri, li studiavo, però questo Mariano non riuscivo molto bene a collocarlo. E adesso io stasera vi voglio proprio, partendo da questa premessa, vi voglio raccontare come si è disvelata mano a mano questa figura di questo giudice e come questo mi abbia molto sorpresa e fatto capire che effettivamente noi, come sempre devo dire, non studiamo la nostra storia, a scuola non ce la spiegano. Questo giudice Mariano effettivamente era una persona eccezionale, diciamo un uomo veramente influente, colto, e tutto questo io l'ho capito 30 anni fa, quando con Momozuka ho dovuto studiare per preparare il libro sulla storia della Sardegna. Io mi sono laureata con una tesi dell'urbanistica su Taros, quindi non ero proprio festissima di laurea, comunque gli studi sulla città di Taros mi avevano raccontato moltissime cose solo guardando la tramontana della città. E un po' è successo questo per Oristano, perché i documenti erano pochissimi, appunto la storia non si studia, ma anche i documenti concreti sulla città storica erano veramente pochissimi. Quindi quando mi sono messa a cercare la documentazione con Momo, abbiamo recuperato inizialmente delle planimetrie della città di Oristano come questa, vedete com'è sintetica, proprio schematica. Questa è una planimetria del 1785. A malapena sono tracciate le mura e si possono contare le torrette, ma a malapena, i monumenti. Oppure, no, il catasto del Candia. Beh, il catasto del Candia è una fonte che noi architetti conosciamo bene, lo usiamo spessissimo. Ricordatevi che sto parlando di 30 anni fa, non è come oggi che con un click vai a trovare tutto quello che vuoi. 30 anni fa è stato un po' laborioso, però il catasto del Candia l'abbiamo trovato e ci ha dato più informazioni. Ecco, la città murata ha cominciato a essere meglio tratteggiata,
Anche se, guardandola attentamente, ci siamo subito resi conto che qui c'era un errore anche abbastanza grossolano. La torre di Portigella, si vede la manina del mouse, sì, sporge molto rispetto alla linea delle mura, quindi questo ci ha lasciato un po' perplessi. Abbiamo detto, ma sarà poi così precisa questo Catasto del Candia? In ogni caso, molte informazioni legali Catasto del Candia le dava e le abbiamo usate. Una carta che avevamo trovato in una pubblicazione, ora non ricordo quale, è questa: Città di Oristano, pianta alla fine del XVIII secolo, quindi una pianta della fine del Settecento. Però poi immediatamente ci siamo resi conto che tutto questo non era possibile, era abbastanza falso. Portigella è nella stessa posizione del Catasto del Candia, quindi una carta ricalcata dal Catasto del Candia, e basta, non c'è niente di più e niente di meno che una fotocopia del Catasto del Candia. Altro discorso per questa bellissima planimetria del Marinas. Questa planimetria era stata pubblicata in quel periodo in uno dei 3 volumi editi per la provincia di Oristano, il volume sul territorio. Era su 2 pagine e già si capiva subito che era una carta precisa. Con i potenti mezzi di 30 anni fa facciamo le fotocopie, andavamo all'archivio di Stato, recuperata la carta e disposta e riportata in scala. La sorpresa eccezionale è stata quella di sovrapporla all'aerofotogrammetico, che a quei tempi era quelli che trovavi, i catastali, l'aerofotogrammetico sovrapposto, e comunque questa carta era praticamente perfetta. Se la sovrapponi oggi alla immagine di Google Earth è perfetta. Quindi immaginate questi ingegneri della fine dell'Ottocento che sono venuti qua a rilevare tutto l'intorno della città perché dovevano progettare una nuova strada, quella rossa, che andava a superare il ponte e poi andava verso Santa Giusta. Erano stati bravissimi e ci danno questa carta moltissime informazioni sulla città antica. Ci dice per esempio come andavano le mura, va bene, ma soprattutto che c'era una palude qua. Questa è la zona del parcheggio di via Mariano IV, che c'erano molti acquitrini, molti fiumiciattoli che poi appunto dipendevano dalle fondazioni del Pius, che poi andavano a riversarsi nello stagno di Santa Giusta. Quindi questa è una carta importantissima che ci ha aiutato a ricostruire la storia urbana la conformazione urbana della città. La carta principale naturalmente è questa, molti di voi la conosceranno. Questo è il progetto dell'ingegnere Rocco Capellino, che inviato dal re di Spagna alla metà del Cinquecento venne in Sardegna per fare rilievo di tutte le fortificazioni medievali, perché le fortificazioni medievali in quel periodo erano fragili, nel senso che un cannone buttava giù le murature verticali facilmente. Infatti in tutta Europa le fortificazioni vengono adeguate con muri inclinati, bastioni e forme stellate, quello che succede un po' in tutte le città d'Europa. Rocco Capellino viene, rileva le antiche mura medievali, fa il suo progetto per alloggiare i cannoni, vedete, disegna anche i cannoni. Della città interna non ci dice niente, ci dice che qui c'è la chiesa di San Sebastiano, ma ce lo dice perché? Perché la chiesa di San Sebastiano è rilevante ai fini militari, su un terrapieno, quindi pericolosissima, perché un nemico può piazzare dei cannoni verso la città, quindi deve essere organizzata la difesa per resistere. Infatti ci piazza davanti uno sperone bello notevole. La portaponti ci dà le indicazioni del castello, della torre di San Filippo, e soprattutto una cosa importante ci racconta questa pianta, che l'andamento che noi leggiamo delle mura di Oristano, che si legge anche oggi guardando qualunque planimetria, anche quelle proprio sulla guida Michelin, questa forma a cuore così con questo andamento un po' sinusoidale, dipende dalla presenza di un fiume piccolino che scorreva lì vicino, per cui questo andamento ha condizionato la forma delle mura. Quindi la pianta di Rocco Capellino è precisa se vogliamo considerare la lunghezza dei singoli tratti murari, però l'inclinazione dei tratti murari tra loro no, non è precisa, sono sbagliati, però utilissima perché comunque le misure tornano e misurando tutte queste distanze insomma siamo riusciti poi a ricollocare le torrette. C'è una curiosità, nel catasto urbano del 51, cioè una delle vecchie carte catastali che tra l'altro avevo in casa, ma che comunque erano utilizzate già ancora nel 93, ci sono dei reliquati, delle particelle che rimangono. Questa è la piazza Manno,
vedete che la Piazza Manno mantiene ancora nel 51 la particella catastale della torre e della Porta Mari, nonostante fosse stata demolita da un po' di anni, da mezzo secolo. Una svolta c'è stata quando andammo con Mommo al comune, all'ufficio tecnico. Lì in un sgabuzzino, perché appunto non era un archivio, era proprio un diretto sgabuzzino, in una tavola di compensato, appoggiata alla vera del pozzo gotico che era stata prelevata dalla Piazza Manno, che è ancora lì buttata, nessuno ha pensato di utilizzarla per questo progetto, lì appoggiata, tutta rovinata e ammuffita, c'era una carta, più che carta un disegno realizzato su stoffa, una seta sottilissima, tanti pezzetti di seta appuntati con degli spighi tutti arrugginiti, e questo era il cessato catasto del 59, molto preciso, quindi con tanta pazienza ho preso le vecchie carte catastali nuove, ci ho piazzato sopra l'altro sul tavolo luminoso e ho ricomposto cose che si facevano prima, oggi ci lavoriamo diversamente, e ho ricomposto tutta la forma della città del cessato catasto, sporchissima, vedete, anche nelle fotocopie si vede la muffa, si vede tutto, però utilissima, davvero utilissima, perché qui davvero con le misure della casa di Rocco Capellino siamo riusciti a collocare, eccoli, questi sono dei dettagli. Questa è Portigella, no? Questa è la via Solferino, quindi questa linea è la linea delle mura, e qui, misurando le distanze delle mura di Rocco Capellino, trovavamo ancora le particelle catastali delle torrette che magari erano anche crollate, ma anche già dal 500, perché tra la documentazione scarsissima sulla città, però una cosa non manca, sono le richieste della città di Oristano al Regno di Spagna di denari per aggiustare le muraglie, che sono sempre lì a raccontare che stanno crollando, ma i soldi non arriveranno mai praticamente. Quindi queste mura vanno davvero a disfarsi col tempo. Ci sono anche altre carte utili trovate sempre al comune. Questa per esempio è una carta che ci racconta molto bene come era la conformazione della Piazza Manno e della Porta Mari. Qui c'è un edificio che ha una forma particolarissima e che poi, incrociando questa forma con il testamento di Ugone II, a suo tempo lo riconoscemmo come la loggia della città. Vedete che ci sono dei pilastroni e qui un corpo aggettante che assomiglia, non so, appunto, io ho un po' di tradizione familiare viterbese e questa è secondo me un proferlo, quindi uno scalone aggettante con un icone. Ci sta molto bene come tipologia. Tutte cose che possiamo solo ipotizzare, perché ahimè queste cose per accertarle bisogna fare degli scavi archeologici che non abbiamo fatto, chissà, non li faremo mai probabilmente. Altre perimetrie utili, per esempio questa è la torre di San Cristoforo, la torre di Piazza Roma. In questo progetto nell'862 si pensava di abbattere le mura per far sfociare direttamente la via dritta verso la piazza Roma, cosa che poi venne fatta, ma poi alla fine venne proprio demolita completamente la muraglia. Qui vediamo la chiesa di Santa Caterina che era addossata alla torre e occupava lo spazio che c'è tra la torre e la profumeria a serra, questa è la via Garibaldi. Altre carte utilissime per questi studi sono le carte, i rilievi. Questo è un rilievo del castello, un rilievo militare probabilmente per fare delle manutenzioni, e questa è una pianta molto più precisa fatta dalla soprintendenza quando si decide di demolire tutto. Questo è sempre il castello affiancato alla torre di San Filippo, che era la torre gemella della torre di San Cristoforo che svettava lì vicino alla piazza Manno, e qui ci si vede appunto l'ingresso della Porta Mari. L'ingresso al cortile della torre, la torre era una prigione, è rimasta prigione fino a quando è stata sostituita dalle nuove prigioni. Ma non posso immaginare come dovessero vivere i detenuti, perché un piano era riservato alle donne e uno agli uomini. C'erano anche altri documenti a quei tempi che abbiamo usato per ricostruire un po' questo mosaico, tutti i tasselli di questa forma della città medievale. Questa è una vista dal campanile
una litografia di Cominotti dove si vede molto bene, questa è la chiesa di Santa Giusta, quindi guardando verso quella parte Cominotti tratteggia la torre di San Filippo, il castello, la reggia giudicale. E poi ci sono le fotografie, oggi siamo abituati, non c'è giorno in cui non le vediamo su Facebook, ma allora era difficile trovarle e noi fummo fortunati perché proprio quell'anno Paolo De Logus aveva curato un volume, Oristano la storia delle immagini, e aveva impostato una raccolta di fotografie un po' in tutte le famiglie di Oristano, aveva raccolto tantissime fotografie, quindi attingendo a queste fotografie molti dubbi poterono essere sciolti. Qui si vede benissimo la Porta Mari, ci sono ancora i merli. Questo è l'edificio che c'è ancora oggi, dove sotto c'è il bar vicino alla pasticceria Vacca, e qua dietro, insomma, c'è la pasticceria, il forno di Vacca. Questa è sempre un'immagine della Porta Mari, vista più da lontano, la torre di San Filippo già abbastanza diroccata, e le alte mura del castello che vediamo sono abbastanza alte. In questo dettaglio si vede meglio, soprattutto si vede che cosa in questo dettaglio, che il paramento della torre di San Filippo è identico a quello della torre di San Cristoforo, quindi un paramento molto curato di arenaria, blocchi isodomi, e il castello è stato realizzato invece con una muratura a ricorsi orizzontali perfetti, sembra pietra di basalto, però con dei conci angolari e quindi con una cura molto attenta proprio anche all'aspetto del paramento murario, oltre che all'aspetto architettonico. Questa è un'immagine molto cara a Momo, questa è un'immagine che ci fa vedere un po' i colori che non possiamo vedere dalle fotografie. Oggi magari con i software che ricolorano un po', vediamo anche un po' di colore. Io però volutamente ho voluto un po' farvi il racconto di quello che ho visto io allora. Giacinto Sacca alla fine dell'Ottocento dipinge l'ingresso ad Oristano con la luce del tramonto, una luce rosata, quindi comunque vediamo appunto il colore di lancia scuro del palazzo e l'arenaria brunita appunto arrossata dal sole e al tramonto. Questa immagine ci fa capire dopo la demolizione delle mura e appena vengono costruite le celle del nuovo carcere. Ora, la questione della demolizione delle mura per gli oristanesi era stata abbastanza discussa perché c'era comunque già un po' di consapevolezza sul fatto che le mura storiche avessero un valore documentario. Infatti la soprintendenza manda a fare rilievo, che vi ho mostrato prima. Però cosa succede? Succede che in quel periodo c'era una grandissima richiesta di materiale da costruzione, c'è tutta una nuova classe dirigente borghese che vuole costruire le proprie abitazioni di stile classicista. Sono quelle abitazioni che vengono poi costruite soprattutto un po' in centro, ma soprattutto lungo la via, oggi via Mazzini, via San Sebastiano, perché l'area bonificata, la palude viene bonificata a Valoia Ceruco, per cui quell'area bonificata può ospitare tutte queste residenze. E infatti, se voi vedete, la via Mazzini ha una certa unitarietà stilistica proprio per questo motivo, molto, molto compiuta, che purtroppo non è rispettata in realtà dal regolamento dal piano particolareggiato, cioè non c'è un piano particolareggiato, è fuori dal centro storico, il lato destro. Quindi che cosa succede? Grandi discussioni in Consiglio Comunale finché vince quella che chiamiamola la lobby dei costruttori. Si decide di buttare giù tutto perché il materiale della costruzione a disposizione sarebbe stato moltissimo, a buon prezzo, per cui via la torre di San Filippo, via la Porta Mari, via le mura, costruiscono il nuovo palazzo il nuovo edificio del Celle del Cacerre, probabilmente riutilizzano dei muri del castello, perché in architettura funziona così: se c'è un muro usalo. La città perché ti racconta tantissime cose? Perché comunque sia tutto quanto si sovrappone. È raro che in città cambi la forma di un isolotto, a meno che non ci sia una motivazione ideologica molto molto forte. Che ne so, penso alla Roma di Sisto V, dove davvero allora bisognava dare il senso della grandezza di questo Papa, allora si aprono delle strade, oppure pensate che ne so, anche alla Via della Conciliazione, si rompe la spina dei borghi e si apre la veduta verso San Pietro, però normalmente la permanenza del tracciato e della trama urbana
dura millenni, cioè moltissime città rintracci ancora oggi la forma della città romana. È facilissimo, pensate anche a Roma, Piazza Navona, Torino, ma moltissime, poi vedremo anche le stanze, infatti. Questa è un'altra immagine, quella che come era prima lo spazio della scuola media numero 1. Qui c'era un convento di San Giovanni Evangelista con la chiesa. Il convento all'inizio del Novecento viene smontato, riutilizzano i muri, li risollevano e si realizza appunto il liceo del Castro, che poi diventa scuola media numero 1. Questa è un'immagine, una delle più antiche di Oristano, del 1854, la torre con le case addossate alle mura, e questa prima della demolizione della chiesa di Santa Caterina, vista dalla via, uscendo dalla via dritta, quindi dove appunto la chiesa è ancora in piedi, sarà demolita negli anni 30. Importantissime queste immagini che Momo, instancabile ricercatore, trova a Milano, al Castello Sforzesco, alla civica raccolta Bertarelli. Queste immagini sono eccezionali perché? Perché nel dettaglio ci raccontano com'era la torre di San Filippo, le scalette che a chiocciola che salivano sulla torre. Guardate qui uno scalone monumentale, e descrivono appunto le proporzioni del palazzo della antica reggia. Poi c'è questa immagine di Alfonso Garavaglia che ci dice una cosa bellissima, che nel 1862 era ancora perfettamente in piedi una delle torrette delle mura, quella che oggi si trova dentro la casa e dentro il cortile dell'architetto Loddo. E la torretta integra, c'ha addirittura i merli, e guardate la proporzione rispetto alla torre di San Cristoforo, è notevole. Quindi comincia a farci immaginare questo aspetto di questa muraglia, di queste mura volute appunto da Mariano. Ecco, questa è l'unica torretta superstite nella ex casa Palmieri, ma abbastanza abbassata rispetto alle sue originali dimensioni. Sappiamo un altro documento fondamentale, che poi è quello che riporta il tutto a Mariano, sono le due iscrizioni conservate oggi all'Antiquarium Arborense, che erano inserite sopra i due fornici delle due torri, della torre di San Cristoforo e della torre di San Filippo. Questa è l'iscrizione della torre di San Cristoforo, che dice, non ve la sto a leggere in latino, ma dice: vedete, qui ci sono i due scudi con i pali di Bas, l'albero del radicato, quindi la casata del signore di Arborea, che era giudice di Arborea e visconte di Bas, e ci dice che il signore Mariano II, visconte di Bas, giudice di Arborea, che viva felice a lungo e dopo la sua morte e riposo in Cristo, ha ordinato che si edificasse questa torre con le mura e la porta della città di Aristanis nell'anno 1290, edizione terza, correndo l'anno 25 del suo giudicato. Quindi Mariano si attribuisce l'operazione della costruzione della torre delle mura, e ci dice anche che quello è il 25 anno del suo giudicato, per cui noi possiamo datare il momento in cui lui diviene giudice di Arborea al 1266, 65-66. L'iscrizione della torre di San Filippo è di 3 anni dopo. Commemora nel 1293, commemora la fine della costruzione delle mura, dicendo appunto che appunto secondo quel formulario medievale il visconte di Bas, giudice di Arborea, che si augura di vivere felicemente a lungo dopo la morte e di riposare in Cristo, esorta appunto coloro che transiteranno sotto il fornice della torre affinché, avendo letto l'epigrafe, preghino il Signore per l'anima dell'artefice delle mura di Oristano. Qui ci dice che nel 93 la costruzione della torre, della porta e delle mura è terminata. Quindi la costruzione di queste mura sarà iniziata prima del 1290, perché per costruire la torre Mariano che oggi conosciamo e più una parte del tracciato murario ci saranno voluti un bel po' di anni, ed è finita comunque nel 93. Quindi questa è, se ci pensiamo bene, un'opera colossale che richiedeva oltre che decisione, cioè veramente un impegno economico notevole.
Quindi con tutte queste informazioni, messe giù le informazioni e riportate in una carta, questa è una carta degli anni 30, quindi non troppo nuova, adatta per riportare tutto quello che avevamo trovato, e sono riuscita a ridisegnare questa città medievale, queste mura medievali di Mariano II, all'interno di una trama urbana che ci racconta moltissime cose. Vedete che qui si legge è molto evidente, l'ho tracciato in rosso tratteggiato, la presenza di un reticolo ortogonale che compare in tutte le vie all'interno di un nucleo arrotondato, quadrangolare ma con degli angoli arrotondati, molto ben definito, quindi ci racconta l'analisi della trama urbana delle cose importanti. Prima di tutto che c'è una trama preesistente, probabilmente romana, che questo tracciato appartiene agli insediamenti romani, e che invece poi dopo la città medievale, prima dell'ampliamento di Mariano II, aveva comunque un elemento che ne comprimeva l'espansione, quindi delle altre mura, forse non lo so, potevano essere muratura, non è che si sia trovato molto, però devo dire che non si è neanche cercato. Poteva essere anche una palizzata, perché noi sappiamo che Oristano ha subito degli assedi comunque prima del 1290, assedi quindi presuppongono mura o perlomeno opere di difesa. Il fatto che ci sia comunque questa organizzazione così ortogonale ci sta, anche perché noi sappiamo che nel VII secolo Aristiani viene citata come centro urbano dal Giorgio di Cipro, quindi esisteva, sicuramente gravitava diciamo intorno all'orbita di Taros dal punto di vista proprio del piccolo centro che dipende e che si collega a Taros, però comunque avere una dignità urbana, per cui questo potrebbe giustificare anche la presenza di una centuriato. Adesso questa è una cosa che esula da questo discorso, che comunque si legge abbastanza anche nell'organizzazione dei campi. C'è la centuriato, la suddivisione del terreno agricolo che viene suddiviso per essere assegnato poi ai centurioni a fine lavoro come premio. Ed è una consuetudine della romana, che poi ha organizzato un po' tutta l'Europa dove i romani hanno stabilito i loro insediamenti. Le centuriate le troviamo dovunque, fino all'Inghilterra, fino a York. Ora, più in dettaglio, vediamo anche che questo nucleo e quindi anche l'ampliamento di Mariano II è comunque ritagliato in quadranti e in quartieri, proprio con una suddivisione in quartieri a porta, ma cioè dalla porta Ponti alla porta Mari c'è una strada, e dalla Porticella alla porta di Sant'Antoni. E qui leggiamo molto bene il progetto di Mariano, un progetto che vede un'espansione della città. Non dimentichiamoci che siamo alla fine del 200. La fine del 200 è un periodo in cui in tutta Europa c'è una fortissima voglia di rinnovarsi, è davvero un momento molto, come dire, topico proprio della storia europea, della storia dell'architettura e dell'urbanistica. È quel momento in cui, come diceva Le Corbusier quando lo raccontava, tutte le cattedrali erano bianche, nel senso erano nuove, le città volevano ognuna di loro mostrare all'altra quanto era forte, quanto era importante, quanto la sua classe dirigente fosse ricca. E la Sardegna non era da meno in questo senso, perlomeno Mariano aveva comunque respirato quest'aria. E nel 200 ci sono moltissime città che rinnovano le cinte murarie, che si rinnovano proprio anche nella organizzazione degli spazi. E questo è il momento in cui si definisce il modello della città europea che noi conosciamo. Cioè non è che la città moderna nostra nasce così, l'abbiamo trovata in un pacchetto, no, è l'espressione della società che naturalmente in quel momento si crea della, tra virgolette, borghesia che vuole trovare i luoghi in cui
manifesta proprio la propria importanza, quindi i palazzi, le piazze dei priori, le piazze dei comuni, la torre civica e naturalmente anche le mura, che non sono solo elementi di difesa ma sono soprattutto elementi di distinzione. Delle mura da lontano ti fanno subito capire la potenza della città che stai raggiungendo. Tutto questo ci è apparso improvvisamente a man mano, dopo che si studiava. A un certo punto ci siamo visti davanti a questa città pazzesca, con queste mura lunghe, grandi, 28 torri. Un po', ecco, questa è Monteriggioni, molto piccolina rispetto a Oristano, molto piccolina, però immaginatevi una Monteriggioni più grande, 4 volte, 5 volte più grande. Immaginatevi la pianura di Oristano e da lontano queste mura dorate di arenaria, c'è proprio una corona di mura con delle torri con delle campane. Poi dopo voglio dirvi la mia su questo. Quindi il giudice che ha pensato e che ha organizzato questa operazione era sicuramente una persona importante, una persona di peso. Ora, noi ci siamo lasciati lo scorso venerdì, non lo scorso, ma l'altro ancora, cioè la scorsa conferenza, si è parlato di Barisone. Io mi sono presa degli appunti, sono pur sempre un architetto, ho bisogno di avere questi appunti per avere un'idea delle energie. Anche per inquadrare chi era questo Mariano. Quindi Mariano II di Arborea è un discendente di Barisone, perché è figlio di Pietro II di Arborea, figlio a sua volta di Ugone I di Arborea di Preziosa di Massa, e Ugone I di Arborea era il nipote, cioè Barisone era il nonno di Ugone I, perché Ugone I di Arborea era figlio di Sinispella e di Ugo Ponzio del Cervera Basso, cioè un nobile catalano che Sinispella sposa quando appunto il padre tra l'altro decide di cambiare politica e di appoggiarsi ai catalani. Quindi i giudici di Arborea diventano anche visconti di Basso. Mariano d'Arborea nasce dalle nozze di Pietro II di Arborea con una Sardinia che potrebbe essere interpretata, cioè un'ipotesi, non lo so, io ve la propongo, anche come una Sardinia da Lacono, perché poi vediamo che nell'iscrizione, non lo so, c'è uno studioso che lo dice, però in realtà potrebbe anche starci, perché nella chiesa di Giuli c'è appunto questa iscrizione. Comunque Mariano II di Arborea è praticamente il bisnonno di Giunque, il nonno è Ugone, e quindi sì, il bisnonno era Barisone, giusto? Rossana, tu che sei una professoressa di queste cose. Sì. E comunque passano 100 anni tra la morte di Barisone e la morte di Mariano, quindi diciamo la famiglia dei giudici di Arborea mantiene sempre appunto la sua missione, che è quella di rafforzare il giudicato. E Mariano d'Arborea ha questo obiettivo ben in mente, secondo me già da subito, dalla sua nascita. Lui nasce probabilmente pochi anni prima rispetto alla morte del padre, che muore nel 1241. Non abbiamo una data di nascita di Mariano, però si pensa appunto alla fine degli anni 30 e la morte del padre nel 1241. Il giudice di Arborea diviene Guglielmo di Capraia. Lui non viene considerato, perché poi anche Guglielmo di Capraia decide che deve succedere suo figlio e nomina Mariano come raiullo, cioè come di suo figlio. Vediamo che Mariano compare nel giuramento come cittadino pisano nel 1265, quindi lui sta già rafforzando le sue alleanze e giura come cittadino pisano. Probabilmente aveva già vissuto a Pisa e legami con Pisa, e qui appunto entra in gioco un personaggio importante. Allora, io per questa mia ricerca di stasera, che vi sto presentando stasera, mi sono appoggiata moltissimo all'ultima pubblicazione di Momo Zucca, che ha pubblicato 3 anni fa in occasione dei 700 anni della morte di Dante, il buon Manzo Zuccoforte.
dove Momo ha fatto appunto uno studio molto molto approfondito su questo personaggio, Marzucco Spomiciani, che compare nella Divina Commedia ed era un consigliere e procuratore di Mariano II. Lui aveva casa ad Oristano, è citato nel testamento di Ugone II, Messer Marzucco. Marzucco era un personaggio molto 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 influente e anche considerato, era un giusperito di grande fama nel Medioevo comunale, era stato nominato podestà in varie città e aveva un ruolo importantissimo nella città di Pisa. Lui viene citato nella Divina Commedia da Dante perché praticamente il conte Ugolino della Gherardesca fa uccidere il figlio e lui, nonostante ciò, per non inasprire le lotte intestine che c'erano a Pisa a quei tempi, perdona Ugolino, quindi viene considerato lo buon Marzucco forte, proprio per questo motivo. Lui ha anche una crisi mistica, si fa frate minore, però la vicenda di Mariano ci dice davvero come Marzucco lo abbia aiutato nella costruzione del suo sogno, del suo obiettivo, perché davvero le operazioni che noi adesso possiamo leggere che Mariano compie per rafforzare il suo giudicato sono importanti, imponenti. Prima di tutto c'è da dire questo: come Civispisano subito si compra una casa torre come quelle che noi conosciamo oggi a San Gimignano, sono conservate, ce n'erano parecchie in quel periodo, qualcuna forse anche Oristano, Momo ne riconosce una vicino a Santa Chiara. La cosa la vorrei studiare bene, però le case a torre rappresentavano le famiglie. Le case a torre erano, oltre che uno status symbol, più erano alte, più eri ricco, importante, ma erano anche utili perché ogni tanto c'erano delle lotte tra famiglie per cui ci si asserragliava nella casa e ci si difendeva. Lui compra una casa a torre vicino al ponte, al vecchio ponte sull'Arno, dalla famiglia dei Casapieri. La famiglia dei Casapieri è la famiglia a cui appartiene la moglie. E vive a Pisa, ecco, questo è l'atto di compravendita. Momo fa una ricerca proprio veramente approfondita, riesce a rintracciare con i vecchi catasti la casa torre comprata da Mariano, dove viveva lui. E lui viene anche citato nella sua nuova cronica da Giovanni Villano come uno dei principali cittadini italiani. Se leggiamo queste righe ci rendiamo conto di come fosse considerato proprio un principe importante. Infatti cosa ci dice Giovanni Villani nella nuova cronica? Ci dice: in questi tempi la città di Pisa era in grande e nobile stato dei grandi e possenti cittadini più d'Italia, ed era in accordo e unità, e manteneva un grande stato, e era cittadino il giudice di Gallura, il conte Ugolino, il conte Fazio, il conte Nieri, il conte Anselmo. Il giudice d'Arborea ne era cittadino, quindi persino il giudice di Arborea era cittadino di Pisa, e ciascuno per 7 ne ha gran corte, e con molti cittadini e cavalieri affiati cavalcavano ciascuno per la terra, e per la loro grandezza erano signori di Sardegna, di Corsica e d'Elba, onde avevano grandissime rendite in proprio per lo comune. Quindi Mariano II è visto come una persona importante con grandissime rendite. L'alleanza con Pisa viene consolidata anche dal matrimonio. Lui si sposa con la figlia di Andreotto Saracino di Domus Petri, è un ammiraglio che viene sconfitto in una battaglia nel 1284 e si rifugia a Oristano, per esempio. Un ammiraglio importantissimo, una famiglia importante, con relazioni sicuramente anche tanti soldi, tante possibilità, oltre che appunto conoscenze. In tutto questo si legge molto l'operato di Marzucco, perché lui vuole apparentarsi anche con il della Gherardesca, fa sposare il suo figlio Chiano, probabilmente lo promette il matrimonio già da bambino, come si faceva allora, con la figlia Giacomina, la figlia del conte Ugolino della Gherardesca. In quell'occasione, come regalo di nozze della Gherardesca, gli regalano l'assassinio di Anselmo III, che era pericoloso, quindi gli fanno questo regalino. E tutti
Tutti dicono che hanno fatto bene perché la giusta era pericoloso, quindi insomma meglio farlo fuori. Quindi vediamo come una persona molto spregiudicata, ma d'altra parte in quel periodo lo erano un po' tutti. E lui si giostrava molto bene. E lui, rimasto vedovo, morta fina, Saraceno Caldara, si sposa con una della Gherardesca, che praticamente sarebbe la nipote della moglie del figlio, cioè la figlia del primo figlio di Guelfo, del figlio di Ugolino. Tutto questo non gli impedisce poi di fare la guerra a Guelfo e di farlo fuori, però comunque questo è. In tutti questi riferimenti che noi troviamo in fonti sempre toscane, perché qui i documenti sardi, voi sapete, sono praticamente spariti. Tutti i documenti che riguardano la nostra città, ma anche molte altre città, non ci sono, sono talmente inesistenti che non è normale pensare che sia davvero, che sia un caso. Probabilmente sono davvero fatti sparire per motivi chiaramente di proprietà, non lo so. Comunque noi ne abbiamo pochissimi, però nelle cronache toscane, per esempio, c'è una cronaca anonima pisana della fine del 200 che riporta l'accusa rivolta a Mariano dal consigliere Fiovitti, che accusa Mariano di avere con i denari suoi attossicato i pisani. Vuol dire che lui aveva proprio molti soldi e questo destabilizzava il comune. Era famoso per essere, cioè perlomeno noi cogliamo questo. Nella cronaca fiorentina, che alla fine del 200 viene compilata non mi ricordo da chi, e comunque in questa cronaca fiorentina cosa si dice? Si racconta che Tolosato degli Uberti, al servizio dei pisani, combatte contro il giudice di Arborea, lo ammazza, gli taglia la testa e si appropria del suo tesoro, che era in grande quantità. Quindi ora ci sono due interpretazioni. Alcuni interpretano come giudice di Arborea Mariano, altri il figlio Chiano. Fatto sta che comunque il tesoro degli Arborea, quello che Mariano aveva costruito, messo da parte per organizzare il suo sogno di città capitale, di giudicato, di regno di Sardegna, sparisce allora, perlomeno in gran parte sparisce, ma simile da Stosolato degli Uberti, chissà dove. Comunque appunto l'alleanza Mariano è un alleato di Pisa e rimane sempre alleato di Pisa fino alla fine, fino a che appunto se è vero non lo fanno fuori. Comunque sfrutta l'alleanza con Pisa il soccorso militare più volte, per esempio nei confronti di Ugolino della Gherardesca e di Giovanni Visconti. Quando appunto grazie a tale alleanza Mariano vince in battaglia a Gippi, a Bigasor, contro Ugolino e contro Giovanni Visconti, e in quell'occasione ordina cavaliere dei nobili pisani, tra cui Gano Stornigiani, e colui che appunto Dante cita nella Divina Commedia, il figlio di Marzucco. Tant'è che Marzucco poi, come appunto racconta la storia, si rifiuta di fomentare l'odio contro della Gherardesca e si va in convento, e per questo viene citato come la sua nazione davvero notevole, lo buon Marzucco. Anche nel 1294 il comune di Pisa fornisce degli armati comandati da Lupo degli Uberti, un grande di Farinata degli Uberti, che combattono con Mariano, e Mariano conquista il castello di Acquasfida e poi Guelfo, la Gherardesca, sempre figlio di Ugolino, quindi il suo suocero, viene ammazzato. Perché poi già viene ferito, ma la ferita si infetta, appare avvelenata, così dicono le cronache, ma io penso più che altro un batterio alla scarsa cura, comunque muore e viene seppellito a Sassari. Mariano nel 1271 sappiamo che manteneva maggiore parte regni turritani, quindi questo dato è anche confermato dall'iscrizione che è conservata al Museo Sanna del castello di Monforte nell'Annugra del 1274. Anche il castello di Sardara è un castello
voluto da Mariano. La ricerca di Pier Giorgio Spano ha consentito di datare dei conci e delle iscrizioni su dei conci lapidei di un archetto e degli stipiti, per cui la data che figura nell'iscrizione è il 1275, quindi in pieno potere di Mariano, che quindi è probabilmente colui che organizza e fa costruire il castello di Monreale con questa impostazione architettonica. Mariano è quindi una persona che ha una visione, cioè sa che le cose devono essere fatte in un certo modo. Lui ha vissuto a Pisa, ha idea appunto del fatto che ci sono gli architetti competenti, i costruttori competenti. Lo vediamo alla fine del 200, nel 289, presente la consacrazione della cattedrale di Dorianova. Addirittura viene riconosciuta la sua figura in questa omino che tiene uno scettro e un globo, perché sono appunto gli attributi del re. Ma poi soprattutto sappiamo che il committente, insieme alla badessa Sardiniana Lacon della chiesa di San Pietro di Zurigo, che è un esempio meraviglioso del romanico lombardo. Anselmo di Como è l'architetto. L'iscrizione parla chiaro, perché l'iscrizione dice che appunto l'opera di Anselmo di Como è stata ultimamente consacrata nel 1291 e racconta appunto che appunto c'era il vescovo di Santa Giusta e il frate Giovanni e badessa Sardinia. Poi il Cao la interpreta come la seconda moglie del giudice Pietro e la madre di Mariano II. E secondo me, ma poi non lo so, non è che abbia grandi competenze, ma ci potrebbe stare, anche perché la chiesa è dedicata a San Pietro e il marito di Sardinia, padre di Mariano, era comunque Pietro II. Il Cao dà anche delle altre indicazioni, non lo so, queste, lui dice che Mariano è raffigurato. Qui vedete questo personaggio col viso un po', non ho visto, particolarmente un po' strano, deformato, però è molto ben delineata la tunica, a maniche lunghe, pistettata, un bastone, uno scettro, a fianco a lui c'è un'altra figura, ma non si legge più di tanto, invece, e questo è nel mezzogiorno di imposta dell'arco trionfale interno, mentre fuori, nei fregi di facciata, ci sono sempre due figure, un uomo e una donna. Qui forse si legge meglio appunto la figura della donna con un copricapo tipico del periodo, e il giudice Mariano, questo secondo il giudice Mariano, sempre con la tunica pistettata a fianco. Qui ho dimenticato di dirvi che c'è anche un leone, simbolo di forza, qui nell'altra scultura. Quindi Mariano era abbastanza in carne, se vogliamo dare retta a questa immagine, perché non è una persona bella. Comunque io mi immagino, appunto, cerco un pochino di farmi un'idea di quale potesse essere la personalità di questo giudice. Sicuramente una personalità forte, sicuramente una persona colta, scaltra, ben consigliato, abituato a gestire le relazioni, anche le relazioni politiche, una persona che ha vissuto a Pisa. Pisa era una delle città più importanti dell'Europa del periodo. A Pisa circolavano capitali, c'erano appunto i mercanti che trafficavano con tutta l'Europa, c'era la migliore architettura d'Europa. Lui è abituato a camminare e a vedere intorno a queste cose. La città di Pisa è comunque una città che assomiglia ad Oristano dal punto di vista orografico, naturalmente molto più grande, ma è sempre una città circondata da lagune, in pianura vicino al mare. Oristano nel suo piccolo aveva comunque, questa è una bellissima ricostruzione di Gabriele Pettinat che mi ha dato gentilmente, poi ne vedete delle altre meravigliose, e Mariano ha appunto questi due riferimenti: Pisa e Oristano, la città capitale del suo giudicato che lui vuole far diventare grande, è la città dove ha imparato ad essere un uomo potente di questo mondo. Lui appunto, vedete un po', questi sono i riferimenti che ha intorno a Pisa, che so, San Gimignano, grazie a Dio si è conservata intatta,
Questa è la piazza della Cisterna. Le piazze erano così, si stavano creando in quel momento le piazze che poi sarebbero diventate emblematiche della città europea. La piazza che lui pensa per la nuova città doveva essere così. Erano questi i riferimenti architettonici. La nostra piazza della Maggioria doveva essere così. Il pozzo c'è ancora. Le case dovevano essere così, i palazzi dovevano essere così. Certo, poi sicuramente c'è un altro tipo di architettura, terratura, eccetera, nei borghi, però le architetture monumentali avevano questi modelli delle case a torre, i palazzi dei priori. Questo è il palazzo di Volterra, sì, sempre lì vicino a Pisa. Mariano l'avrà frequentato, era questo che lui voleva realizzare ad Oristano. La sua capitale si doveva distinguere e questi erano i modelli che lui voleva importare, realizzare. Io me lo immagino anche ad Egmont, anche perché la cinta muraria di Egmont, la nuova cinta muraria, viene realizzata più o meno dopo gli anni 50 del 200 e ci sono dei riferimenti stilistici troppo simili. Vedete questa impostazione della porta, di una delle porte? Cioè, vi ricorda qualcosa? L'arco gotico che inquadra degli altri archi, cioè molto simile a quello delle porte della Porta Ponti. Io mi immagino Mariano con il suo sogno della città, dove appunto lui possa governare quello che poi Lorenzetti, diciamo un po' dopo, forse 50 anni dopo, però riesce a rappresentare così bene nel Palazzo Pubblico di Siena. L'allegoria del buon governo, quindi una città ordinata, operosa, dove si costruisce, dove si pratica la mercatura, dove si balla, dove tutte le persone sono pulite, ben vestite, le case sono tutte intonacate e pitturate. Sarebbe appunto da ricordarsene che questo è il simbolo di decoro. Anche oggi. Le mura separano la città da una campagna ugualmente organizzata, florida, ricca, e il Signore si reca a visitare. Quindi lui, secondo me, ha questa visione, vuole che la sua capitale sia una capitale bella, studiata, organizzata e che racconti di quanto è grande lui e di quanto sono importanti i giudici di Arborea. Possiamo anche immaginare che a Oristano circolassero anche i trovatori. Cioè lui sicuramente frequentava tante persone, Marzucco aveva la casa, ma adesso qui ho citato il sonetto di Cenne della chitarra, anche questo Momo qualche anno fa ce l'aveva raccontato, ci aveva dato questa immagine di un Oristano dove arrivavano i menestrelli. Cenne della chitarra risponde, fa dei sonetti in risposta per contrari ai sonetti dei mesi di Folgore e San Gimignano, che sono sonetti così aulici sui mesi. Lui fa dei sonetti molto goliardici, dove appunto a questa visione idilliaca di Folgore e di San Gimignano si contrappone delle visioni terrificanti, e per esempio Oristano sono terrificanti perché lui racconta adesso qui di luglio che sia cotale brigata ad Arestano con vin di pantani, con acque salse ed aceti soprani. Quindi immaginatevi questa brigata di giovani che va a banchettare con aceto, carne di porco grasso a luglio, appeverata, e poi dietro a questo un'insalata di salvia e rosmarino, proprio buona, rinfrescante, per star più sani, carne di volpe guascotta a 2 mani, a cui piacesse dietro cavolata. Quindi insomma questa visione è veramente terribile e anche molto simpatica. Comunque sia, la città di Oristano era conosciuta, se lui la usa come esempio a luglio di una situazione paradossalmente terribile in risposta agli riti di Folgore di San Gimignano. Abbiamo un altro documento in cui viene citato Mariano, ed è il documento della vendita dei beni di Mariano a Pisa. Ad ottobre nel 1287 Mariano vende tutti i beni che ha a Pisa. Immaginiamo che gli servissero molti soldi. Lui si stava apprestando, forse aveva già cominciato a realizzare le mura, per cui si libera dei beni di Pisa e li rivende alla stessa persona, che a Jacopo Mettaculi, che a suo tempo glieli aveva venduti, sempre della famiglia dei Casapieri. Quindi Mariano ha già, immagino,
abbia già in mente quello che vuole realizzare, quindi questa cinta muraria molto molto evocativa del potere di chi l'ha fatta costruire, dove ci sono 28 torri e dove le due torri principali svettano, le due porte, la porta Ponti, la porta di San Filippo, che è una porta riservata all'esercito. E io ho fatto una riflessione su questo. Ecco, non ho detto questo, che Oristano, secondo appunto anche gli studi di Momo, diviene civitas, assume proprio dal punto di vista legale lo stato di civitas proprio nel 1290, perché prima non viene mai citata come civitas. E quindi immaginiamo anche che ci fossero degli statuti cittadini che non si trovano, gli statuti di San Siro ci sono, quelli di Oristano sono spariti. E immagino anche che cioè il fatto che ci sia la torre con una torretta superiore che contiene una campana. Ora, l'architetto, sapete che Foisofossi a suo tempo aveva detto che, riferendosi al fatto che poi la campana è una campana marchionale, quindi successiva, dice la torretta è stata aggiunta successivamente. Beh, la torretta successivamente, l'architetto vi dico non la puoi aggiungere, perché per aggiungere la torretta devi scendere, devi demolire la torre, perché le fondazioni dei piedi dell'arco devono stare giù, non possono galleggiare sul terrazzo della torre precedente, scordiamocelo. Per cui questa immagine, questa torre con campana è una torre civica dove la civitas, e qui la leggo un po' così, non è solo la civitas dei cittadini dentro la città, è un po' la civitas dell'arborea, cioè la campana suona e viene sentita intorno, non la sentono solo i cittadini della città, non si raccolgono, non allarmano, non chiamano i cittadini della città, non chiamano i cittadini della città, ma chiamano un po' i cittadini intorno, del giudicato. La vedo e la leggo così. Bene, questi studi che ci avevano piano piano fatto delineare una figura così, davvero così di spessore, così importante, poi alla fine le nostre piante, i nostri racconti, eccetera, insieme a Mauro Ferreri li raccontiamo io, ma Mauro Ferreri, e Mauro realizza questi disegni che sono appunto pazzeschi cioè per quei tempi. In realtà qui vediamo davvero quello che poteva essere. Questa è una veduta delle mura. Questa è la torre che sta sotto Portigedda, che è stata poi trovata quando sono stati fatti gli scavi archeologici. Quindi il tratto che sta sulla via Mazzini e tutta la prospettiva di torrette sulla via Solferino. Questa è la veduta dalla chiesa dei Cappuccini, vedete la torre di San Filippo, la porta Ponti, il castello, e le mura che hanno appunto questa quintroflessione, il campanile della cattedrale in lontananza, la piazza della Maggioria con gli edifici simbolici del potere del giudice, dell'esercito, la torre appunto, il castello, e qui edifici che probabilmente erano edifici utili per la gestione del giudicato, del regno, delle cancellerie, immagino. Poi ci sono stati degli studi successivi anche di molti studiosi, Maria Grazia Mele, Marco Cadino, però in realtà ci mancano i documenti, qui ci mancano moltissimi documenti, ci dobbiamo spesso arrampicare sugli specchi. Anche noi avevamo spulciato i condagli, le descrizioni delle case, il testamento di Ugone II, che è davvero una miniera di notizie, ma sono pochissime se le confrontiamo con le notizie che possono avere a disposizione i toscani o altri che hanno delle archivie a disposizione. Noi ci dobbiamo basare proprio sul racconto delle trame urbane e su ben poco altro. Testamento di Ugone II, questo è tratto sempre dal libro di Momo, e lui riconosce qui nella casa numero 1, questa è via Crispi, se l'avete riconosciuta, la casa d'angolo era la casa di Marzucco. Qui probabilmente c'era il palazzo, la Curia Vecchia, il vecchio palazzo che Ugone II cita perché nel testamento, dicendo che il nuovo non è ancora pronto. Questo è sicuramente il nuovo palazzo, quindi quando muore Ugone II il nuovo palazzo non è ancora pronto, sicuramente i soldi che avevano
che erano mancati di colpo, hanno avuto un grande peso in questo rallentamento dei lavori. E adesso, ecco, queste sono delle immagini molto belle, realizzate dall'architetto Gabriele Pietinaus, seguito dalla professoressa Maria Grazia Mele, e ci mostra la città del Trecento. Questa è una veduta della piazza dal Torre di San Filippo, la cattedrale in lontananza, quindi uno staccato del palazzo del castello, uno staccato del palazzo, la loggia di cui abbiamo parlato prima, la strada con le botteghe. E guardate anche questa prospettiva che bella. Qui abbiamo la chiesa di San Francesco col convento, la cattedrale. Qui si immagina una cuspide, ci sarà stata, l'avranno realizzata, chi lo sa, non lo sappiamo. In lontananza le mura, lo stagno di Santa Giusta, la chiesa di Santa Giusta, e la città nel suo insieme, la capitale del giudicato, quella che Mariano aveva immaginato anche più densa probabilmente di abitazioni. Qui a Oristano succede un po' quello che è successo in tutte le città che nel 200 hanno visto le loro mura ampliate. In realtà il 300 non è stato così fortunato come ci si poteva pensare. Nel 300 sono arrivate delle carestie, delle pestilenze, e molte città hanno avuto le cinte murarie non proprio le abitazioni non hanno riempito gli spazi. E qui comunque vediamo tutta l'insula, appunto, lo spazio destinato alle chiese, l'ingresso della porta di San Filippo, l'ingresso della porta Mari, e in lontananza le lagune e proprio il Monte Arci. Ora, Mariano aveva sicuramente questa grande visione della sua capitale, visione che lui tramanda anche, o perlomeno che accolgono anche i nipoti. Mariano IV accoglie le verità del nonno, e anche, se vogliamo, Eleonora. Mariano muore, sappiamo che muore tra il 20 settembre 1295 e il 16 dicembre 1296. Perché? Perché nel 1295 Bonifacio VIII nomina l'arcivescovo calaritano Jacopo d'Abate a seguito della donazione di Mariano al comune di Pisa della stazza parte del giudicato di Calari. E invece il 16 dicembre 1296 viene citato in un documento il figlio Giovanni Chiano. E quindi la mia riflessione è questa: una persona così, che ha fatto tanto, diciamo quasi non lo so, Lorenzo De Medici, piccolo sardo, comunque una persona, cosa faccia di mia mamma che è molto perplessa. Però dico, è comunque una persona che ha gestito capitali, che ha gestito relazioni, che si è barcamenato nella politica di quel periodo. Ricordiamoci che il Contugurino l'hanno messo fuori nella torre della fame, cioè quindi devi essere anche capace a sfuggire tutte le trappole che tutti i nemici ti organizzavano. Una persona che riesce e immagina e mette da parte un capitale tale da costruire in pochi anni le mura, da organizzare una capitale, da dare un senso alla città perché sia la capitale del suo giudicato, non è una persona della quale noi oristanesi non sappiamo appunto riconoscere Mariano chi, Mariano II, Mariano IV, era il babbo, era il nonno, era lo zio di Eleonora. Non ce l'hanno insegnato, non lo sappiamo. Con questo spero di aver chiarito qualcosa. Grazie. Buonasera a tutti, io do i saluti in coda come presidente dell'associazione, scusate ma stavolta non vi ho fatto aspettare, sapevo che sarei stata in ritardo per via degli scrutini. Sempre più numeroso il pubblico delle nostre conferenze, fa veramente piacere.
Allora, oggi ci tenevo particolarmente, infatti ho fatto le cose per questo, perché oltre all'argomento interessante, ma sono tutti interessanti, però era tenuto da Maura, che oltre a essere la vicepresidente dell'associazione è anche un'amica, quindi ci tenevo in particolar modo. Io direi che la tua conferenza è un'ulteriore conferma rispetto a quello che abbiamo visto fino a questo momento. Intanto perché dimostra ancora una volta quanto i giudici di Arborea fossero dei personaggi non solo importanti nel territorio isolano, ma ben inseriti nel contesto italiano ed europeo, e lo fa vedere anche la volontà di rendere Oristano una capitale di un regno degna di una capitale di un regno europeo, quindi è interessante da questo punto di vista. Ma adesso io direi che anche una vena polemica un attimo ci sta, perché visti i presupposti, vista la volontà dei giudici di Arborea di rendere Oristano una capitale degna, sarebbe anche il caso che magari oggi questa volontà in qualche modo si rispettasse, anche custodendo quello che resta di questa volontà, di questa eredità che vi hanno lasciato. Io parlo da straniera, da un altro giudicato, ma essendo una storica dell'arte mi sento particolarmente coinvolta in questo discorso, perché comunque una testimonianza, per quanto magari non rimanga integra, è sempre una testimonianza e va preservata. Poi tra l'altro bisogna vedere anche cosa nasconde ancora, uno studio più attento. Detto questo, io non so se ci sono domande da parte del pubblico, domande online. Giorgio, aspetta che chiudo il microfono. Giuseppina, una cosa, Gabriele Pettinao mi ha dato dei filmati delle ricostruzioni, io li mando anche silenziosi, va bene? Così è un lavoro pazzesco, una ricostruzione in 3D della città. Noi abbiamo sempre il nostro amico Camilla che ci accompagna. Se riuscite a capire il suono. Intanto posso riportare una domanda. Ci sono diversi complimenti intanto. Poi Anna Ladu, in riferimento a una delle prime mappe che hai mostrato all'inizio, chiede: mi è sembrato che le mura della città segnino un percorso irregolare. Vi erano impedimenti come acquitrini o dislivelli che impedivano si procedesse in linea retta, oppure si integravano mura precedenti? No, mi sembra di averlo spiegato. C'era chiaramente un fiumiciattolo verso quella che oggi è via Diego Contini, tra via Diego Contini e via Cagliari, e poi nella parte nord c'era la palude di Caicucco che impediva alle mura di espandersi, per cui l'andamento irregolare è dovuto a quello. Sono partiti perché sto cercando di connettere il telefono. Non c'è internet. Sta facendo partire. Altre, Giorgio? No, da casa no. C'è qualche domanda qui dal pubblico? Ok. Giorgio, complimenti per tutto il lavoro. La storia di Oristano ha mette radici nella mitica Atlantide. Dunque noi stiamo vivendo in un posto meraviglioso. È una storia molto ricca. Oristano era una bellissima città, no? Le Pottammari era proprietario il signor Giovanni Cubracchi, era proprietario lui e li avrebbe salvate. sì, lui la voleva salvare, non so. La voleva salvare. Magari di farlo. Chi era responsabile allora della città, dopo reiterate minacce, diciamo, no?
e non riusciti a farli da buttare giù. Però la storia di Oristano è molto ricca, molto bella, noi dobbiamo fare qualcosa per la nostra città. Quello che sto facendo io, sto scrivendo diversi libri, e l'ultimo è Atlantidi, Tarros e Oristano. Il che non è poco. Grazie. Sì, la storia di Oristano, io mi sposto. La storia di Oristano è molto ricca, ci sono pochi documenti, per questo dobbiamo approfittare di ogni occasione per fare ricerca, nel senso, ecco, adesso riallacciandomi a quello che dice Giuseppina, il palazzo giudicale può darci moltissime informazioni. Pensate, una volta tolti gli intonaci, lo studio delle stratigrafie murali è tutto quello che ci può raccontare. Non possiamo perdere anche questa occasione. Abbiamo gli scavi della piazza, cioè la piazza, adesso nella piazza Mano sono stati fatti dei lavori. Forse un approccio più organizzato avrebbe potuto prevedere degli scavi veloci per non lungaggini, organizzando il lavoro e contemporaneamente consentendo il transito senza bloccare il tutto, progettando tutto questo e non chiedendo all'impresa di perderci o altro, progettandolo, pagando, però forse sarebbe valsa la pena fare dei saggi archeologici mirati. Si sapeva dove guardare, non era certamente impossibile. Avremmo avuto delle risposte, adesso non le avremo più. Quindi riflettiamo su questo. Si vede? Si vede abbastanza? Sì. Questa è una ricostruzione in 3D della città molto interessante, infatti ringrazio Gabriele per avercela prestata. Io mentre vanno le immagini di Oristano medievale, a parte il fatto che ormai sono oristanese di adozione, l'ho capito, ho avuto la certezza oggi quando facevi vedere le ricostruzioni, io capivo perfettamente che zona era, inizio a conoscerla meglio che Ozieri. Se non ci sono altre domande, io approfitto anche per invitare alla conferenza di venerdì prossimo, venerdì 14, con il professor Alessandro Soddu, spero di ricordarmi il titolo, Gonnario, un pellegrino in Terra Santa. Quindi andiamo in un altro giudicato con un'altra storia interessantissima, perché poi, così come è capitato con le donne del Medioevo, anche queste figure maschili ci permettono di capire quanto la nostra storia medievale sia affascinante, originale e curiosa, perché queste figure hanno poi tutte delle vicende abbastanza avventurose. Un'altra cosa che volevo dire è che volevo comunicare ai soci e anche ai non soci, perché facciamo un po' di pazza, si dice dalle mie parti, mostriamo un po' la coda, che sabato scorso la prima presentazione del libro Il tempo dei giudicati dell'Ilisso è stata un vero successo, quindi abbiamo mantenuto fede anche al nome che ci siamo creati in quest'anno anche nel giudicato di Cagliari, garantendo un evento con un'alta qualità. Quindi abbiamo ricevuto anche dai cagliaritani, anche dal pubblico cagliaritano, grandi complimenti, e mi piaceva condividere con tutta l'associazione questo successo dell'associazione. Devo dare altre informazioni? No? Quindi ce ne sono altri. Ah, giusto. Certo, il mio brillo parlante. Volevo ringraziarti in qualità di direttore del Museo Diocesano e tutti gli operatori che ogni volta ci ospitano. Quindi grazie, ancora ci dovete sopportare per un po' di appuntamenti, ma grazie. Aggiungo che il prossimo appuntamento con la presentazione del tempo dei giudicati sarà il sabato 12 aprile proprio qua, quindi avrete modo anche voi di assistere alla presentazione. Questo microfono.
No, non parlo, non lo so. Quindi A posto. possiamo salutare Salutiamo. tutti